canzone la canta il poeta Gringoire, no io. Io sono Esmeralda. Benvenuta a Cagliari. È venuta a Cagliari, Esmeralda Lola, sì. Come stai? Io bene, grazie. Tu? Benissimo, guarda che sole, che anfiteatro meraviglioso con questo spettacolo che sarà proprio forte, ragazzi. Mi racconti chi è Esmeralda? Esmeralda è una ragazzina di 16 anni, zingara, boemia, libera in tutto senso, con una passionalità y una fuerza en la vida que es proprio de copiare. O sea, a mí mi piace tantissimo anche questo personaggio perché somiglia tanto a Lola, o sea, la mia personalità. Y mi emoziona tanto di più, cada volta di più. Ancora quando sono arrivata, che siamo arrivati, he ascoltato la canzone, le canzoni, no? La prima de quando si presenta l'espettacolo, mi ha posto la pelle, mamma mia, è cada volta più forte, bello. Quindi è un ruolo che continua a emozionarti, nonostante le tantissime recite che avete fatto in Italia, più di 100 mi pare. Tanto, tanto. Esmeralda è un personaggio che credo no tiene fine rispetto alla creatività. Io anche in cada spettacolo faccio, se segue una linea, pongo in funzionamento tutta mia testa, tutta la creatività, mando al fronte, al cuore e capto cada volta una cosa nuova che fa più speciale al personaggio. È a parte una sorpresa continua, è proprio, quando sei così, un'altra cosa, o sea, è proprio forte. Scusa, hai iniziato a suonare la musica mia? Bellissimo questa improvvisazione. Bellissima. Qui è quando si presenta la zingara. Questo passaggio è uno dei tuoi. Sto ballando nel centro, boemia, libera, felice. E lì è quando conosco all'amore della mia vita, per quale io soffro tanto dopo, no? Febo. E niente, dopo che lo guardo empiezo. Mia madre amò tanto la Spagna come se fossi il suo paese. A voi briganti di montagna sui monti dell'Andalusia. È più forte di me, guarda. Ora mi sento Esmeralda. La mia mano sa tutto di me. Ehi, ehi. Un bacio forte, buona vita, buona fortuna. Baci, 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 baci. Ciao! Siete da molto in fila? Un'ora. Un'ora. Il botteghino a che ora apriva? Alle 18, ma ne varrà la pena? Questo io non lo so. Ci dobbiamo rivedere allora dopo il 15. Ma quando pensate di fare il biglietto? Per stasera o per una delle prossime recite? 15 per il 15 meglio. Il giorno di Ferragosto. Sì, almeno le previsioni ci danno bel tempo, quindi. Oggi ne valeva la pena, ma il 15 ci punto. Siete qui perché? Per guardare lo spettacolo sicuramente, ma come ci siete arrivate? Pubblicità televisiva, sui giornali, tam tam, passaparola, che cosa? Un po' di tutto, ne abbiamo sentito moltissimo parlare sia sui giornali, sulla televisione e quindi alla fine ci ha convinto, abbiamo deciso di venire.
Lei? Io passaparola, poi anche la pubblicità, la televisione soprattutto. Altri che hanno visto lo spettacolo e hanno detto andate perché vale la pena. Sì, sì, soprattutto. Ma io spero di trovare un bello spettacolo. La pubblicità non l'ho vista, quindi sono un po' accompagnatore, quindi spero... Viene a traino lei? Sì, spero di non annoiarmi. Ma è appassionato del genere? No, per niente. Un bel test il suo. Sì, Sono 2 ore e un quarto di spettacolo. speriamo di resistere fino alla fine. No, vedrà che resiste perché ne vale veramente la pena. Io ne avevo sentito parlare già quando l'avevano fatta a Parigi, volevo vederla. L'ho mancata a Milano perché io sto a Milano, non sono riuscito a trovare i biglietti e poi adesso che sono qua ho avuto l'occasione e sono venuto. Sono già venuta una volta, mi è piaciuto molto e sono rivenuta di nuovo a vederla. Sono rimasto entusiasmato dall'anteprima trasmessa su Sardegna 1. Devo essere onesto, mi ha entusiasmato vedere e vivere questo spettacolo. Ne parlano tutti benissimo. Io, avendo visto l'anteprima a Sardegna 1, non ho potuto fare a meno che insomma, venire qui e vedere questo. Dicono che è uno spettacolo meraviglioso, adesso vedremo stasera un attimo. Che idea si è fatto dagli spezzoni che abbiamo mandato in onda? Che Sicuramente positiva, se no non sarebbe qua. Beh, ho sentito soprattutto le musiche, ho visto un po' di balletti e chiaramente l'anteprima era fatto tutto molto bene, quindi mirato e mi è sembrato che colpisse veramente dentro. La struttura cosa vi sembra? Bellissima, non c'ero mai stata, mi piace molto. Dunque c'è la storia di questa ragazza, poi c'è un prete. Il prete si innamora della ragazza che però è sposata con uno ma gli piace un altro. Esatto. E poi c'è il campanaro che una cosa disperata, riuscite a renderla piacevole e in maniera eccezionale. Bene, io sono molto contento, d'altronde ci abbiamo lavorato talmente tanto che noi speravamo in un risultato di questo genere. La storia è molto semplice alla fine, è quella di sempre. C'è una donna che è contesa fra 3 uomini. Uno di questi è un prete, che sono io, malvagio, perfido, che è a sua volta diviso fra l'amore per Dio, per la religione, e l'amore per questa donna, l'amore carnale, passionale per questa donna, e alla fine andrà incontro verso il suo destino. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare lo spettacolo. Vi invitiamo a prendere posto, a verificare che il vostro cellulare sia spento e vi ricordiamo inoltre che è vietato fumare, scattare fotografie ed effettuare videoriprese. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome della scultura e della riva la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali. La pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura, con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari. L'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali. La pietra si fa sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. In
questo tempo delle cattedrali la pietra si fa statua, musica e poesia, tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. Crolla il tempo delle cattedrali, la pietra sarà dura come la realtà, mano a questi vandali e pagani che già sono qua. Questo è il giorno che verrà. Oggi è il giorno che verrà. Cosa ti è sembrato? Già l'impatto è veramente diverso da sentire l'applauso della gente, sarà questa acustica immensa e la gente è veramente calorosa, perché soltanto prendere esempio Bella o le campane, che ogni cantante, alla fine del pezzo ogni cantante applaudivano, e non è mai successo questo, veramente, non è mai successo, e è inevitabile che alla fine non ringrazi con sincerità il pubblico, perché è stato veramente caldo. Serve anche, forse, probabilmente, correggimi se sbaglio, a evitare di annoiarvi ripetendo sempre tutte le stesse, cioè l'opera è sempre uguale, è il pubblico che fa È diverso, un po' la differenza, no? però anche si parla anche per noi tante volte, no? Proprio detto sinceramente per dire, ma è capitato che ti annoi qualche volta cantando? Invece per quanto mi riguarda assolutamente fino adesso per fortuna mai, anche perché fra di noi, fra piccoli sguardi o intenzioni che ci si mette magari nella canzone, nella serata, è sempre comunque bene o male diversa, chiaro, la parola della canzone è sempre la stessa, però le intenzioni o come la vivi tutte le sere ha qualcosa di diverso. Non voglio esagerare dicendo tutte le sere è una cosa talmente magica, ma sicuramente diversa, quello sì. Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi uomini e donne, soltanto vivi. O Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, asilo. Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi uomini e donne di povertà. O Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, asilo. Noi siamo più di 1000, noi la città incivile, per 10.000, per 100.000, noi siamo i tuoi milioni e noi ci avviciniamo a te, a te. Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi siamo quel niente che conta zero. O Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, asilo. Noi siamo il formicaio che è sotto la città,
Io muoio sulla scena un quarto d'ora prima che finisca tutto, quindi ho il tempo anche di rilassarmi, farmi un riposino mentre succede tutto il dramma, però poi ci tengo particolarmente, è chiaro, soprattutto devo dire qui, al momento dei ringraziamenti, degli applausi, perché devo dire soprattutto in questo posto magnifico, con questo pubblico, non l'ho detto in tutte le tappe del tour. Controlleremo le altre interviste. No, effettivamente questa è la più grande di tutte, sì, sia come disposizione, come calore, veramente bella, veramente bella. Recita numero? Ma io non lo so esattamente, saremo 120, 130? Per te, parlo per te. Per me sì, un centinaio credo, ormai. Entusiasmo, quello del primo giorno, Guarda, ci si è fatta l'abitudine o che cosa? È una sorpresa continua il fatto che quest'opera non mi stufi assolutamente. Ogni giorno mi sorprendi, dico ma come? Sono già quasi 5 mesi che la faccio, quasi tutti i giorni, e ancora mi piace, ancora ascolto volentieri la musica, ascolto molto volentieri i miei colleghi cantanti che sono veramente bravi e mi piacciono, e lo faccio sempre con entusiasmo, con questo bel gruppo di artisti, ballerini, veramente sono pienamente No, è quasi un divertimento più che un lavoro. È un lavoro, Quasi più. È un lavoro divertente. Prima di questo che cosa? Prima di questo ho fatto tante cose veramente. Questo è il top, no? Questa è la cosa più bella. Al momento. Questa è la cosa più bella credo che ho fatto, la cosa in cui mi identifico di più, la cosa in cui riesco a esprimermi e a comunicare meglio, perché c'è canto, c'è energia, che è una caratteristica mia, è importante quella dell'energia, quindi io sono un leader, nell'opera sono un capo e trasmetto questa energia, e questo per me è importante. Poi c'è danza, c'è recitazione, c'è dramma, quindi insomma c'è tutto quello che mi può piacere. Certo, io ho fatto Sanremo con Aleandro Baldi, ho fatto anche altre cose, rappresentazioni teatrali, ho lavorato con Streller, ho fatto un altro musical di Gianni Minà, ho cantato, insomma, in lungo e in largo, jazz, leggero, un po' di tutto. Questo Però, è quello che ti fa pensare però, forse ho svoltato o no? prima di tutto questo mi ha fatto pensare che il mio lavoro vale la pena di farlo, anche se in molti momenti di una lunga, chiamiamola carriera, sei lì che dici ma forse è meglio che smetto perché non mi è... Poi invece, come per magia, arrivano le cose importanti, arriva il ripagamento dei sacrifici e il frutto di quello che tu hai seminato. Come nel futuro? In futuro spero di continuare così, spero che Notre Dame duri molto a lungo, spero finalmente di avere la possibilità di fare un disco mio, cosa che ancora per me è un sogno, però vabbè, non è che se verrà, verrà, speriamo. Da voi capo di Châteaubert, capitano degli arcieri del re, io do l'ordine di bloccare quella melma là. Una banda di miserabili straccioni non può turbare la quiete così al buon popolo di Parigi. Sarà fatto un signor arcidiacolo, se necessario scateno un massacro. In nome di Dio farò pulizia di questo miscuglio di nullità.
a Parigi, il mio paese, ma sopra un mare immaginario viaggio e me ne vado via sui monti dell'Andalusia. Zingara, a nessuno io parlo di me. Zingara, quale vita è la vita mia? Zingara, zingara, chi lo sa dove andrò e con chi? Zingara, zingara, la mia mano sa tutto di me. Piedi nudi lontana infanzia, sopra i monti da giù in Provenza, per gli zingari il mondo è grande, il mondo è grande e continua ad andare avanti fino ai limiti più distanti, con gli zingari in capo al mondo, in capo al mondo. E c'è in Andalusia un fiume che mi tocca il cuore. E c'è in Andalusia un cielo che è l'anima mia. Zingara, qui nessuno sa niente di me. Zingara, è la strada la madre mia. Zingara, zingara, non si sa come ammonaghi. Zingara, zingara, la mia mano sa tutto di me. La mia mano sa tutto di me. Non ti chiedo dello spettacolo, sei riuscita ad andare a Villa Simius al mare stamattina? No, come sai che devo andare a Villa Simius? No, non sono riuscita. Abbiamo studiato, noi addormentata. ci prepariamo sulle persone che intervistiamo. Ah, Allora, grande. non sei riuscita ad andare al Da mare, dove sono? Argentina. Grande! Senti, la favola continua, sia quella di Notre Dame e della storia, sia la tua. Sì, vediamo, suppongo. Sì. sul palco sì. Sì, sono una favola. Sotto no, sono una ragazza normale. Che sta- Anche Conte che somiglia tanto a Esmeralda, però lo vive nella vita reale, o sea, Esmeralda è proprio un personaggio. Il pubblico? Meraviglioso, meraviglioso, sai che è il più forte che ha tenido Notre Dame de París. No, il più forte, veramente un'energia assoluta, o sea, desde el primo esempio, la mia prima entrata, no, quando arrivo in Esmeralda, la sento proprio fush. Grazie. Grazie a te. Sei speciale, eh? Un bacio forte a tutti. Ci vediamo in teatro, in questo teatro dell'anno, qualcuno che mi soffia? Ragazzi! Aspettami. Bella.
La parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Già in scena non ti si riconosce, se poi qua ti fai vedere anche col cappello, addio. Ma io mi tendo a nascondermi perché mi piace farmi vedere sul palco. E basta? Sono un artista un po' fuori dalle righe. Di solito si tende a farsi vedere, no? Invece sei sul palco in maniera quasi irriconoscibile. Finita la recita sei, non dico il signor nessuno, non fraintendere. No, certo. Però non sei Quasimodo. Certo, io infatti faccio vivere il personaggio per 2 ore sul palco e poi sotto al palco torno il ragazzo che sono sempre e vivo questa così doppia vita, no? Da attore sul palco e persona comune. Senti, rispetto ai tuoi colleghi, oltre che cantare, recitare, ballare, sicuramente fatichi di più perché il tuo è un personaggio caratterizzato anche dal come si muove in scena. Sì, diciamo che la postura non è delle più semplici perché poi il diaframma, essendo in una posizione abbastanza schiacciata così, ne risente un po', però con tanto allenamento e soprattutto tanta passione, perché quella poi ti aiuta sempre a trovare un'energia rinnovata sera per sera. Insomma, quindi... Ti ho visto molto agile anche nel momento in cui arrampicarsi è sbagliato, al contrario, non so come si dica, quando vieni giù, no? Così come fanno gli acrobati ballerini durante tutta la scena. Sì, e questo fa parte delle numerose prove che abbiamo fatto, perché Quasimodo poi vive nella cattedrale, quindi si muove come un gatto, no? Un uomo ragno proprio è la sua casa, quindi conosce ogni posto, ogni buco, ogni pertugio di essa, quindi... ma era questa discesa furtiva da parte tua, uguale a quella di quelli che fanno solo quello. Ci siamo allenati insieme, quindi mi fa piacere insomma che il risultato è buono. Sì, no, e che poi qualcuno oltre a tutto il resto ha notato anche. Ho visto solo questo. Mi fa però piacere ho detto, perché anche quello fa parte dello chissà quanto ci hai lavorato. Tanto. Abbiamo fatto 2 mesi di prove 10 ore al giorno, tutti i giorni, quindi insomma. Il pubblico come l'hai sentito? Il pubblico è fantastico, e già l'anfiteatro di Cagliari secondo me è un gioiello e il pubblico è fantastico, veramente riesci a sentirlo mentre sei in scena? Sì, perché noi l'avvertiamo più che a livello uditivo, avvertiamo proprio la presenza, è una cosa magica perché avendo delle cuffie che comunque ci chiudono ogni contatto con l'esterno, avvertiamo questa energia che va al di là dell'applauso, che va al di là delle urla, al di là di tutto. Perché ti conosco? Ma forse perché mi hai visto in TV, in TV tanti anni con Paolo Limiti sulla Rai e dalla Rai sono arrivato qui a Notre Dame. Ti definiva sempre uno con la testa un po' così, ti criticava, sì. No? Sì, polmoni d'acciaio mi chiamava. E invece camminando, facendo la mia... Il trucco di scena però, mentre così sei riconoscibilissimo immediatamente. Sì. Trucco di scena, poi quando levi via tutto, sei sempre quello di Paolo Limiti, forse non tutti sanno che sei uno dei Quasimodi. Esatto, sono uno dei 2 Quasimodi e a volte uno dei 2 Frolli. Però quando faccio Frollo sono me stesso, nel senso che non ho i capelli anche quando faccio Frollo. Senti, Quasimodo è Cocciante. Cocciante piccolo, non voglio dire stortignaccolo perché non voglio essere
non voglio essere, non sono assolutamente offensivo. Per un interprete come sei tu, come il tuo collega, cantare la musica che lui ha scritto per se stesso, con le tonalità che lui ha scritto per se stesso, che cosa provoca? È un po' snaturarvi magari, no? No, snaturarci no, direi che comunque Quasimodo innanzitutto è bello dentro, magari non fuori ma è bello dentro, questo è molto importante. E poi a livello di tonalità no, mi trovo benissimo e comunque per me Cocciante è stato forse il primo cantautore che ho adorato e non perché sto facendo Notre Dame, ma è un circolo che si chiude, no? A volte le esperienze che si fanno. Quindi io ho cantato la prima canzone, mi ricordo all'oratorio ed era di Cocciante, era Celeste Nostalgia, quindi feci il mio primo debutto, quindi è un giro che si chiude. E le tonalità di Cocciante di questo musical, le musiche che ha scritto si adattano secondo me, almeno per come canto io, perfettamente, specialmente nel ruolo di Quasimodo. Ecco, su Frollo forse, essendo una tonalità baritonale, quindi con delle note molto basse, anche se le ha Quasimodo, ma Frollo è un po' più difficile, comunque la voce di Frollo è una voce più impostata, quindi più pulita, più dritta. Su Quasimodo ci permettiamo invece di essere un po' più svaccati. Che si è incarnato in lei per strapparmi gli occhi via da Dio, lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei, c'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi se divento un criminale, lei che passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di una croce umana, con Notre Dame per una volta io vorrei, per la sua porta come inquieta entrare. Per te recita il numero? Sarà credo 125, una cosa. Perso il conto? Sì, perso il conto non si fa. Voglia di cambiare o No, per il momento va bene così? No, per il momento va benissimo così, abbiamo un sacco da lavorare ancora, abbiamo tanti progetti. Chissà quanta fatica prima di arrivare qua dove sei. Sicuramente tanta fatica, tanta fatica, adesso almeno sicuramente arriveremo alla fine dell'anno con i nostri impegni fino a Milano e poi vedremo che cosa succederà. Intanto siamo impegnati qui con la testa e con il cuore. Bella, lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non lo sia, c'è sotto Venere la donna sua rossa, mi fa scoprire il monte non va di là. Amore, adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo, pochi passi dall'altare. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale? Oh fior d'Adiso, vedi, non c'è fede in me, vedrò sul corpo di Esmeralda se c'è lei. Splendido, veramente bello, complimenti a tutti. Chi vi è piaciuto di più? Febo, una voce veramente eccezionale, in assoluto. Questo è un ottimo complimento, ringrazio la signora se vedrà questa trasmissione, grazie per la bella voce. Senti, ho chiesto ai tuoi colleghi, recita numero?
Recita numero, penso siamo su 120 e qualcosa, adesso non li conto, ma abbiamo superato di ben lunga i 100. Perché tu sei di quelli che vogliono rimanere nel gruppo oppure stanno pensando, insomma, forse pensiamo a qualcos'altro anche. Come si può lasciare questa esperienza? Io sono convinto che quando lasceremo, se lasceremo questa esperienza, questo spettacolo, ci sentiremo veramente vuoti dentro, perché comunque è tutto l'insieme, è la macchina di Notre Dame che ci fa sentire bene, ci fa star bene con tutto il resto del pubblico che ci segue. Quindi... A Broadway si sta in cartellone anche 10, 12, 15 anni. Probabilmente anche questo, chissà, ma io ci metto la firma, ok, Sì? rimarrò 10, Sì, va 15 bene anni in Notre Dame, sì, mi sta bene Febo. Visto sotto la sua gonna da gitano, col quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra, volesse il diavolo la vita passerei. Le mie dita tra i capelli Per te su Cagliari l'esordio, mi pare? Sì, sì. Ieri non ho recitato. Ieri non hai Sì. recitato, quindi le mie informazioni erano esatte. Allora, emozione? Un'emozione grandissima. Io ieri non ho cantato, mi sono affacciata fra il pubblico al momento dei saluti e mi è venuto un groppo alla gola. Questa sera sul palcoscenico c'ero io e ho pianto proprio dalla felicità, dalla gioia, dalla commozione di vedere tutta questa gente così, in maniera verticale, non mi era mai capitato Quasi ancora. un muro, no? Un muro di persone, ma un'emozione indescrivibile. I colleghi fantastici sono stati vicino, sì? Sì, moltissimo. Ma siamo una grande famiglia. Sì, si vede. Ci vogliamo bene. Ma Vede del anche resto... dal modo come ringraziarti. Sì? E del resto noi viviamo da gennaio insieme, giorno e notte, conviviamo proprio. In bocca al lupo. Crepi, grazie. La cattedrale mu si è ammalato Quasimodo, forse un uomo innamorato. È da 3 giorni che non suona le campane, sta soffrendo, è triste e non ragiona più, vive e muore l'amore in lui. Io suono le campane, i miei amori e mi amano.
queste mille donne di ferro sono le 3 Marie, le mie migliori amiche. Maria la più piccolina, i bambini seppelliti, Maria la grande Maria che manda in mare i marinai. Ma quando suono la grossa Maria, per chi si sposa e poi va via, non resto tanto allegro io, mi sento triste e morirei. Vedo tutta la gioia e la felicità che nessuna donna mai nei miei occhi vedrà. Io li vedo volare su nel cielo e sul mare, e felici come stelle li vedo brillare. Sono io le campane, Kyrie e eleison, alleluia, osanna, Dio, si vede, si là. Le campane d'amore e di festa e dolore, le campane che non hanno suonato per me. Amiche mie, voglio sentire come mi amate, suonate, dite che vive Smeralda e vivo anch'io, per dire al mondo che Quasimodo ama la sua Esmeralda. Lo spettacolo, che è un po' l'avvenimento culturale, forse non solo della Sardegna di quest'anno, difficile portarlo, perplessità, costi, si ripete l'esperimento, poi le farò una domanda perché so che avete già in cartellone un qualcosa per cui tutta Europa sarà costretta a venire qua. Adesso parliamo di Notre Dame. Notre Dame, l'abbiamo detto prima, appartiene a quel genere che si chiama musical. È uno dei primi musical italiani ed è un musical perfettamente riuscito perché è costruito bene, la storia è bella, le musiche sono stupende, Riccardo Coccianti, i testi sono belli, i cantanti sono bravi, le scene sono belle, c'è una bella compagine anche di ballerini, di acrobati, è uno spettacolo molto vivo, molto importante e impegnativo. È impegnativo tecnicamente. A mia memoria non si è mai fatto uno spettacolo tecnicamente così complesso nell'anfiteatro romano. Però abbiamo montato anche con la produzione di David Zard diciamo, questa struttura nella nostra, quindi non è che abbiamo dovuto fare chissà quali modifiche. Per quanto riguarda la parte che riguarda i costi, è uno spettacolo impegnativo ma costa meno dell'opera, ecco, per avere un metro di confronto. Insomma, pensiamo di poter ripetere questa esperienza del musical, ma ovviamente senza rinunciare ai concerti, alle opere che noi facciamo volentieri e dobbiamo fare. Allora, il cast, dichiarazioni entusiastiche sull'organizzazione, sull'ambientazione, sull'acustica e soprattutto sul pubblico. Forse abbiamo recuperato, magari non subito ma negli anni a venire, degli altri potenziali turisti, i componenti della compagnia. Sì, il cast è vero, io ho parlato con alcuni di loro, sono tutti molto entusiasti per l'accoglienza, li sentivo anche prima, dicevano noi un pubblico come quello di qua non l'abbiamo mai trovato e hanno fatto centinaia di serate in giro per l'Europa. E poi ritornano perché molti è la prima volta che venivano a Cagliari, in Sardegna o nel sud Sardegna, sono entusiasti, ma d'altra parte anche gli addetti ai lavori sono potenziali turisti. Lei ha colto una cosa che normalmente viene trascurata. Quando noi invitiamo
una compagnia di ballo, una compagnia che fa musical o i cantanti d'opera, che sono decine e decine che stanno qui un mese e mezzo. E poi questi signori stanno, girano, brigano, disfano, vanno nei ristoranti, vanno a Villa Simius, vanno anche al centro, vanno a Barumini, vanno a vedere i nostri siti archeologici e poi sono degli strumenti che noi moltiplicatori utilizziamo, di propaganda. perché parlano, girano molto, ne parlano tanto ed è una cosa che funziona molto. Cagliari la conosco perché sono stato qua, ho fatto delle serate tempi indietro con un amico che organizza qua i locali, Pier Giorgio Vacca, che lo saluto, che conosciamo. che conosciamo. E quindi ho fatto dei concerti qua con lui con altri cantanti e poi questa è stata la seconda volta che sono venuto e insomma sono contento. È una grande città. Devo dire adesso queste 2 serate io non ho lavorato, lavorerò domani come Frollo e dopodomani come Quasimodo e ho sentito il pubblico e fa veramente paura, nel senso che comunque il pubblico è caldissimo, però credo che questo calore dobbiamo meritarcelo, questo senso. Cagliari l'hai vista? Un po', bellissimo. È andato per il porto, camminando per il Poetto. No, C'è il sole? C'è il sole, c'è il caldo, c'è la gente bellissima, carismatica, buona gente. Io penso che la Sardegna è una terra, credo, artistica, piena di arte, lo si vede anche dal paesaggio. Io poi sono un appassionato di architettura, quindi sono stato anche in altri posti della Sardegna e vedo come curano l'arte. Probabilmente vedendo questo spettacolo il pubblico sardo ha sentito che c'è veramente un lavoro artistico dietro non indifferente e ha apprezzato solo questo, quindi niente apprezzamenti inutili, sicuramente ha apprezzato lo spettacolo per quello che era. La Sardegna per me è una terra magica, stupenda, con un'energia bellissima, devo dire a beneficio dei telespettatori che io sono stato concepito in Sardegna, seppure a Sassari, non a Cagliari. Sempre nelle Però isole. ci tengo, fra le mie tante ascendenze. Genitori in vacanza? Mio padre lavorava a Sassari all'epoca, una lontana epoca. Per quanto riguarda Cagliari è la prima volta che la visito, che ci vengo ed è una città bellissima. Siete riusciti a vedere qualcosa? Sì, ho visto il Duomo che è bellissimo, dentro, fuori. Ho visto insomma diverse strutture, le varie torri, tutte le fortificazioni, i bastioni. Senti il pubblico senza far suonare i violini però, No, sinceramente. Sinceramente un pubblico così caloroso, e puoi chiedere conferma ai miei colleghi, non l'avevamo ancora trovato, un pubblico così generoso. Noi crediamo di meritarcela questa generosità. Che sia Ma cosa ti meritata. sembra che capiscano, che applaudano nei momenti giusti? Nei momenti giusti, veramente. Sì, e anche gli applausi non sono sempre uguali. A volte è un applauso, cioè senti la differenza, l'applauso rabbioso, entusiasta o quello ammirato. No, veramente, è veramente bello. Dice ma tutto bene? No, nei momenti in cui va bene, forse è il caso di parlare anche di 2 piccoli nei che ci hanno fatto riscontrare i vostri spettatori in serate precedenti. Guardi, ci hanno bloccato qui come toppi, tutti bloccati, non riuscivamo a muoverci, una vergogna, guardi, una vergogna. E si c'erano più di 20 disabili in questo angolino, gli accompagnatori buttano dall'altra parte, l'altro ci hanno fatto pagare anche il biglietto, se lo immagina? Ha pagato il disabile e l'accompagnatore, per l'accompagnatore sarà a 30 metri di distanza. Biglietto ridotto intero? Un biglietto in 2, ci hanno sempre fatto pagare il biglietto ridotto, però l'accompagnatore era distante più di 30 metri. Abbiamo pagato 39 €, abbiamo visto lo spettacolo là, con la prepotenza, mi sono seduta lì, per rispetto a chi aveva lavorato. Mi dispiace dirlo, sono venuta da Sassari, ora ripartiamo. Ci hanno detto che i primi posti non c'erano, abbiamo preso quelli da 39 € e li abbiamo visti lì. Il secondo atto l'ho visto lì tra quei gradini, perché sono stata prepotente, l'ho voluti vedere lì solo per quello. Mi dispiace, lo spettacolo è stato meraviglioso comunque. Parto dalla seconda domanda. Intanto questo spettacolo è un po' più caro degli spettacoli normali perché appunto aveva bisogno di uno sforzo diciamo un po' particolare. È lo spettacolo del momento, diciamola tutta. Lo spettacolo del momento e il mercato consentiva, diciamola così, anche in maniera un po' poco elegante,
di farlo un po' più caro. Ci sono da dire due cose brevissimamente. Da una parte c'è la fisica che non aiuta, cioè il teatro è questo e quindi più ci si avvicina al lato del palcoscenico e meno per ragioni proprio fisiche, di fisica si vede male. D'altra parte si è molto vicini, quindi si perde in prospettiva quanto si guadagna nel vedere vicini in presenza gli artisti che cantano, che fanno degli sguardi che di fronte comodamente sotto in platea non si colgono assolutamente. Però ha ragione la signora quando dice che potrebbero essere ancora meglio differenziati i settori per quanto riguarda i prezzi. Infatti c'è da dire questo anfiteatro, e vale anche per la seconda domanda, è un anfiteatro che noi stiamo provando a tarare in questi anni. Non si nasce con una struttura e tutto funziona perfettamente, ci sono tante cose sono anche estetiche. Per esempio, se noi ci giriamo e vediamo che dove stanno i disabili ci sono quelle due strutture di legno che sono due bagni, per esempio quei due bagni possono essere spostati indietro e lasciare per esempio dei posti per gli accompagnatori disabili. Quindi in pratica lei mi sta dicendo, man mano che si va avanti nel tempo e negli anni, i problemi si scoprono e voi fate di tutto per risolverli. I problemi si scoprono e noi faremo di tutto per risolverlo, anche di risolvere quei problemi che stanno alla base di alcune legittime posizioni, nel senso che qualcuno dice è un po' troppo pesante la struttura si può alleggerire, ma non togliendo il terzo anello, perché il terzo anello è quello che fa l'effetto teatro importante qua dentro. Si possono togliere e alleggerire tante cose, tante scale, alleggerire tante infrastrutture che liberano un po' o molto il monumento da tutte queste infrastrutture di ferro, di alluminio, di legno. Ecco, questo è un lavoro che si può fare, che stiamo studiando, ma che andrà concordato sicuramente tra comune e sovrintendenza.
Io sono un fan più che un critico stasera, nel senso che l'ho visto già 3 volte, 4 in francese, 2 in inglese, 3 in italiano, oltre ad aver visto la prima prova a Cannes quando era ancora in genesi. Me ne sono innamorato, mi sono battuto perché questo spettacolo arrivasse in Italia e vi dirò di più, mi sono anche battuto perché venisse a Cagliari, in quanto io ho casa, vengo sempre qui, sono amico del sovrintendente e non è stato facile, è stato perché è uno spettacolo molto costoso, molto complesso e credo che sia stata una serata magica perché la gente ha capito e ha reagito oltre ogni aspettativa. Abbiamo un Andrew Lloyd Webber italiano? Sì, lì è stata una magia fantastica perché voi dovete sapere che Luc Plamondon è una specie di mogol francese che aveva perso il suo Battisti e quindi ha ritrovato nelle musiche di Cocciante questa magia, per cui è stata una simbiosi pazzesca, finanziata inizialmente dall'autorità di Parigi e poi è diventato un fatto mondiale. Molto belli i testi di Panella, mi sembra. Molto belli i testi di Panella, bellissima la traduzione italiana di Panella, devo dire con un po' una mania del passato remoto e con un po' un classico, comunque direi che ha fatto un ottimo lavoro. Devo dire la verità, l'avevo visto a Roma, ma qui è stato molto più bello, in questa scenografia straordinaria, con questo clima fantastico, è stata un'emozione ancora più bella, veramente, sono bravissimi. Un grandissimo spettacolo, Cagliari lo merita la Sardegna. Livio Liuzzi, direttore della Nuova Sardegna, non la si vede molto spesso a Cagliari. No, non molto, ma quando è importante veniamo. Questo era un appuntamento da non mancare, quindi sono qui. Chissà che non arrivi anche a Sassari un giorno. Beh, non c'è una struttura di questo tipo a Sassari che possa accogliere uno spettacolo del genere. C'è un bellissimo Teatro Verdi però. Sì, questo è uno spettacolo che richiede 5.000 persone, perché se no non si paga, quindi è un po' dura al Teatro Verdi. Si sa mai. Col sindaco cosa vi siete detti durante lo spettacolo? Ha detto una cosa molto importante, che non bisogna toccare l'anfiteatro da come l'ha visto adesso. E questa penso che sia un riconoscimento a chi ha voluto l'anfiteatro così, e non sono io, ma sicuramente a quelli che sostengono che questo è veramente un luogo di spettacolo notevole. Penso che nella storia questo anfiteatro ha visto begli spettacoli, e parlo del periodo romano, e oggi continua a vederli così come sistemato. È un modo intelligente per salvare ancora le cose che abbiamo, è un modo per salvarlo e anche per sfruttarlo, perché lo spettacolo che offre questo anfiteatro è, al di là di quello che hanno fatto, che hanno messo in scena, è impagabile. Questo però potrebbe essere uno degli ultimi spettacoli che si terranno in questa struttura, se è vero, come è vero, che questa struttura in legno verrà smontata a fine stagione. Ma io dico sempre che c'è tempo anche per discutere di decisioni già prese o su decisioni già prese da altri. Io ritengo che uno spettacolo come questo, testimonianze di persone che hanno visto questo spettacolo, un'arena di questo genere che accoglie spettacoli di tale portata, bisogna meditare prima di doverla trasformare. Stasera molti cagliaritani qui presenti, ma sicuramente anche molti turisti. Spettacoli come questo sono un veicolo sicuramente promozionale anche per la città. Beh, assolutamente sì, un veicolo straordinario. E per la regione. Non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna. D'altro canto questo festival è nato proprio con queste finalità, promuovere la Sardegna in tutto il mondo, e credo che ci stiamo riuscendo. Quale personaggio le è piaciuto di più, quale cantante ha apprezzato di più stasera? Beh, mi pare che siano tutti bravi e straordinari, uno spettacolo bellissimo, e credo che questa bella cornice di pubblico, questo bel anfiteatro abbiano ben risposto a questo spettacolo, che credo che sia veramente unico. Chiuda con la cosa maggiormente positiva e quella, non dico negativa, ma che l'amareggia di più. La cosa più positiva è il rapporto con il nostro pubblico e col pubblico dei turisti e con chi viene da fuori, perché
Noi abbiamo veramente delle cifre importanti per il Sì, teatro. qua si vede che non c'è solo Cagliari. No, qui ieri mi è successa una cosa che voglio raccontare perché non mi era successa nemmeno all'estero. Sono entrato in teatro e ho incontrato solo 2 persone che conoscevo, che per me, diciamo, nel mio teatro mi si consenta, è abbastanza raro. La cosa che mi piace più è questa, assieme al sostegno che ci danno le amministrazioni, il comune, la regione, ci stanno veramente aiutando a fare un grande teatro, ecco, a fare di teatro lirico un grande teatro. La cosa che un po' mi amareggia è, diciamo, la sufficienza con cui ci tratta la stampa locale. Ecco, dopo 6 anni di lavoro imponente, di grande qualità, riconosciuto da tutti, quest'anno abbiamo vinto il premio Abbiati e l'abbiamo vinto per il prestigio della programmazione. Così, ma non lo dico per me, perché io potrei anche risultare antipatico e quindi passare sotto silenzio. Mi amareggia per il teatro, per l'orchestra, per il coro, per i tecnici, proprio per il teatro nella sua essenza, nella sua cosa più profonda, la qualità artistica e professionale. Cioè, mi piacerebbe che fosse un pochino più riconosciuto, comunque fosse trattato con un pelino più di entusiasmo. Ecco, tutto qua. Perché, se posso saperlo, il bis solo tu? Ma quello è stata una decisione dall'inizio, dalla partenza dell'allestimento francese, forse perché probabilmente questo poeta che apre lo spettacolo alla fine ringrazia il pubblico, salutando il pubblico con la stessa canzone d'apertura, che diciamo un po' la colonna, diciamo l'inno del musical, di questo tempo delle cattedrali, che è finito e chiude lo spettacolo in bellezza ancora con questa canzone. sia cancellato da
stupendo, bellissimo. Meraviglioso, bellissimo, proprio sono rimasta molto colpita. Fantastico, sono i migliori. Splendido, veramente. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, fantastico. Non ci sono parole, veramente bello. Sono stati bravissimi, emozionante. Spettacolo superbo. Eccezionale, molto bello, mi è piaciuto moltissimo. Meraviglioso. Bellissimo. È veramente meraviglioso, veramente bello. Avevo sentito qualcosa per televisione e sono capitato qua a Cagliari per caso, non ho perso l'occasione. Splendido. Favoloso, inimitabile. Fantastico. Preferisco la versione francese. Non ci sono parole per definirlo. Bellissimo. Meraviglioso, bello. Ottimo. Splendido. Siamo estasiati, siamo rimasti estasiati. Stupendo, veramente interessante. Veramente un bello spettacolo. Soddisfatti? Sì, Soddisfattissimi. Grazie. Bellissimo. È uno spettacolo splendido, completo, eccezionale per Cagliari, che è una sede periferica e comunque penso che abbia una validità internazionale, uno spettacolo eccezionale. Non mi ha emozionata, non mi ha dato granché. Non lo so, sarà perché continuo a sentire le stesse melodie di Cocciante, le solite cose, le solite canzoncine. Sì, molto, molto. Spettacolare, favoloso proprio. Allora, mi sono sentito di gridare bravo, bravo, così di cuore, di cuore. Stiamo già pensando di ritornare a vederlo. Meraviglioso, meraviglioso, veramente qualcosa, solo un poeta riesce a trasmettere quello che ha trasmesso Cocciante oggi, veramente. Mi dica! Stavo cadendo quando sono entrata. Bello. Bello. Buono. Molto bello. Spettatori della lirica o anche spettatori dell'opera, rock o del musical, come vogliamo chiamare? Di questo che abbiamo visto oggi, diciamo di sì, che è molto bello. La lirica la conosciamo già da diverso tempo e non mi pare che sia il caso di continuare a rivedere cose già viste. È sempre meglio vedere cose nuove. Guarda, lo que es veramente una favola es recitare su questo palco che sta montato in uno dei teatri più belli che io ho conosciuto 2000 anni fa. Adriano? Chi era? Per l'imperatore Adriano. Meraviglioso, meraviglioso la Sardegna, un bacio forte. Buona vita, ciao, me vado a mangiare.
queste canzoni no! Non stancherò mai di vederlo. Tutto un bacio, sono pazzo, mi sono pazzo, ma non c'è